Buonasera e benvenuti a 7 Sere. Iniziamo questa settimana con una puntata interamente dedicata all'alimentazione, che come sapete è la prima via per la nostra salute. Dunque questa sera parleremo di alimenti e scopriremo ingredienti naturali che sono veramente degli ottimi alleati per il nostro benessere, e poi nella seconda parte del nostro appuntamento andremo direttamente alla pratica, perché trasformeremo il nostro salotto in una cucina e vi darò una ricetta veramente buona ma assolutamente salutare. Ma iniziamo subito con il nostro ospite. Allora do subito il benvenuto a Maurizio Roberti, responsabile marketing di Lecinova. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e ai suoi Allora, ospiti. con lei è un piacere poter parlare del controllo di due fattori che sono rischiosi per la nostra salute. Sono l'ipertensione e il colesterolo troppo alto. Sì. Allora, vediamo subito come intervenire. Io direi di iniziare subito a parlare di ipertensione. E il primo indagato su questo tema è il sale, assolutamente il sale. Perché? Perché un consumo eccessivo di sale causa ritenzione idrica e, come ho detto prima, ipertensione. È stato fatto tra l'altro uno studio in Italia molto importante e si è visto che soltanto il 4% degli uomini e il 13% delle donne fa un consumo nei giusti livelli. Significa che siamo in troppi ad eccedere. Ovvio è che non si può pensare a una vita senza neanche un pizzico di sale. Ci sono delle vie alternative per pensare a un pochino di sapore che non faccia male? Beh, diciamo che l'utilizzo del sale nasce un po' con l'uomo e con la sua evoluzione, proprio con la sua civiltà. Ci ha aiutato a conservare le carni, quindi sicuramente non va demonizzato del tutto. È necessario anche la presenza del sodio, è necessaria nel nostro organismo. L'eccesso di sodio fa male. Questo essere nato con l'uomo fa sì che il gesto di salare i cibi sia un gesto estremamente abitudinario, che si apprende fin dall'infanzia. Quando si entra invece in quella fase in cui l'eccesso di sodio dovrebbe far ridurre questa abitudine, diventa più difficile appunto eliminare una vecchia abitudine, come un po' smettere di fumare. Certo. Smettere di salare forse è ancora più difficile perché è veramente atavico. Per questo ci sono dei prodotti che possono aiutarci, in quanto proprio nello studio di cui lei parlava si riscontra che la maggior parte della popolazione consuma il doppio del sodio e purtroppo consuma la metà del potassio che dovrebbe consumare. Sodio e potassio sono due elementi antagonisti, diciamo, nell'organismo umano, proprio per la gestione dei liquidi. Quindi il sodio aiuta a tenerli e il potassio aiuta ad eliminarli in qualche maniera, per essere molto semplici. Ci sono prodotti in commercio, come i sali dietetici appunto, che fanno una semplice operazione: sostituire circa il 70% del sodio presente nel sale da cucina con sale di potassio. Questo fa sì che in qualche maniera si mantenga il più possibile vicino il sapore del sale e nello stesso tempo si possa mantenere un gesto che è quello abitudinario di salare nelle stesse quantità, ma introdurre questo antagonista che facilita appunto l'eliminazione dei liquidi e quindi ridurre la pressione arteriosa e quindi una serie di altre conseguenze positive appunto nella riduzione del Quindi rischio un di sale con poco ipertensione. sodio, un sale iposodico si chiama, ma con molto potassio. Allora adesso vedremo bene ancora gli aspetti positivi e benefici di questo ingrediente che non può mancare sul nostro tavolo, però prima le faccio la domanda che avranno in testa tutti gli italiani, che è quella che più spaventa. Allora, un sale che mi può fare un po' meno male, anzi meglio, è un sale che però cambierà tutti i gusti della cucina alla quale sono abituata, cambia anche il modo di cucinare, ci sono delle variazioni importanti da fare? Beh, diciamo che la principale difficoltà che ha l'industria è quella di fare un prodotto che sia il più possibile gradevole, nel senso che riduca l'effetto di diminuzione dell'utilizzo del sale da cucina. Quindi è naturale che il sapore del potassio sia leggermente diverso, ma in realtà, come dicevamo, parliamo di abitudini. In realtà in molti cibi il sale è presente già di per sé stesso, per il processo di produzione o naturalmente proprio nelle pietanze. Questo sale si avvicina il più possibile al gusto del sale da cucina, ma appunto ha un beneficio salutare dell'introduzione del potassio e soprattutto sala
grosso modo nelle stesse quantità rispetto al sale normale. Benissimo, ecco. È pensabile, allora sicuramente può servire avere degli effetti benefici in caso in cui la pressione arteriosa sia molto alta, in cui si soffra di estrema ritenzione di liquidi, ma si può pensare anche a una strada di assunzione di sale iposodico per prevenire, nel senso iniziare una dieta così da piccoli e mantenerla per sempre? Beh, diciamo che direi da piccoli forse è eccessivo, anche se la maggior parte dei dietologi raccomandano di non utilizzare il sale, ad esempio nelle pappe dei bambini non va mai messo il sale perché appunto abituare a questo gusto di eccessiva presenza di sodio è controindicato. Però ad esempio è il classico alimento che tende a prevenire il sale iposodico, quindi un'abitudine, persone abituate a salare già in abbondanza, sostituendolo con il sale iposodico possono sicuramente fare qualcosa di buono. L'altro punto di cui parlava è quello della ritenzione idrica, ad esempio ci sono in commercio acque minerali che parlano del bassissimo contenuto di sodio, ma se pensiamo a quanto sodio si introduce in un organismo con l'acqua che si beve durante una giornata o il semplice sodio che c'è in un pizzico di sale, in realtà parliamo nell'acqua di quantità veramente irrisorie. Quindi sulla ritenzione idrica l'effetto di un sale iposodico è molto molto maggiore. Assolutamente sì, ecco qui voglio solo dire al nostro pubblico di stare sempre attenti, lei ha parlato di sale già contenuto negli alimenti, ecco c'è sale spesso nascosto negli alimenti per cui chi ha patologie serie deve fare attenzione a leggere l'etichettatura e soprattutto quando i prodotti sono cibi cucinati e confezionati, ecco qui bisogna stare attentissimi e poi tanta attenzione anche sulla nostra tavola. 30 secondi li dedicherei a un altro tasto dolente che può essere sui nuovi ingredienti che possono essere benefici ma fanno paura e poi invece passiamo a un altro argomento importantissimo. Allora, il tasto dolente che volevo affrontare con lei è il costo, perché è un sale che fa bene, un sale ricco di potassio con meno sodio, quindi un sale lavorato attentamente, sicuramente più naturale. Quanto costa? Costa di più? Tanto di più? Beh, costa di più perché effettivamente il sale è uno dei prodotti più poveri che esistano in natura, è direttamente nell'acqua del mare. C'è stato Gandhi che ha fatto una marcia del sale proprio per ribadire il fatto che dovesse essere a costo quasi zero. In realtà, essendo un prodotto invece ricettato e dovendo inserire appunto ingredienti anche con un costo superiore, il costo è leggermente superiore. Parliamo di un 2,5 euro circa per una saliera da 200 grammi, ma c'è appunto il fatto che questo sale si usa esclusivamente per salare a tavola. E si sala già su pietanze già cotte generalmente, anche se sopporta bene la cottura, e il consumo medio è veramente basso, quindi generalmente sono un 2,5 euro al mese che possono essere più che accettabili per mantenere... Sì, assolutamente sì. Allora, adesso visto che il tempo stringe, io correrei ad affrontare un'altra tematica che è quella del colesterolo alto. Sappiamo tutti che il colesterolo è un qualcosa che nel nostro organismo ci deve essere una piccola componente di grasso, però lo differenziamo tra colesterolo positivo e colesterolo negativo. Noi stasera cerchiamo di combattere quello negativo. Vediamo se c'è un modo anche qui naturale per aiutarci. C'è? Beh, sicuramente il colesterolo è importante nel metabolismo del nostro organismo e come diceva c'è un colesterolo buono e uno cattivo. Il colesterolo buono, quello ad alta densità, che generalmente veicola i grassi verso il fegato e quindi verso la loro eliminazione, e il colesterolo LDL invece che dal fegato, che è uno dei produttori di colesterolo, porta i grassi verso diciamo quegli organi che ne necessitano, perché i grassi servono anche al funzionamento del nostro organismo. Purtroppo l'LDL ha questa caratteristica di essere piuttosto lento nel progredire nel flusso sanguigno e questa possibilità di depositare delle placche appunto sulle arterie. Questo fa sì appunto che il colesterolo LDL venga identificato come quello negativo. Un ingrediente che può aiutare in questi casi un prodotto è sicuramente la lecitina di soia. La lecitina di soia è un elemento che è presente naturalmente in quasi tutti gli organismi viventi, proprio perché è fondamentale nella gestione delle membrane cellulari, fondamentalmente nella composizione delle membrane cellulari che debbono gestire un passaggio di liquidi e di grassi. È fondamentale anche nel flusso ematico, ad esempio, proprio per poter tenere insieme la parte acquosa e la parte grassa. Generalmente è un po' come un ingrediente della maionese, no? Quello di poter mettere insieme l'acqua e l'olio,
creando qualcosa di più fluido. Questa è un po' la funzione che fa nel nostro organismo naturalmente. È presente in tantissimi ingredienti naturali, è presente nelle carni, è presente nell'uovo, ma è sempre legato a dei grassi. Sì. E questi grassi non sono sempre i migliori. Generalmente viene identificata la lecitina di soia come una lecitina particolarmente favorevole perché è legata a dei grassi positivi, è legata principalmente a degli omega 3 e degli omega 6 che sono già dei tipi di grassi, appunto, i grassi poliinsaturi, che riducono, diciamo, il rischio del colesterolo. Certo, quindi la lecitina di soia come una piccola alleata nostra, del nostro benessere, che si lega ai grassi che devono andare via e li porta fuori, diciamo, a grandissime linee, li porta fuori più rapidamente dal nostro organismo. Abbiamo ancora veramente 30 secondi, possiamo dare qualche indicazione sul come assumere la lecitina di soia, che si può ovviamente trovare in commercio, ma come si mangia? Beh, fondamentalmente la lecitina di soia viene prodotta dall'industria, o raffinata dall'industria più che altro, essendo un elemento naturale, in un composto granulare. Sì. Il composto granulare fa sì che possa essere di facile assunzione, nel senso che può essere sciolta in prodotti sia dolci sia in prodotti salati, Sì. in quanto è praticamente insapore, ma in realtà la maggior parte delle persone può essere sorprendente, ma la mangia al cucchiaio. Certo, assolutamente. Allora, io la ringrazio per averci fatto scoprire questi nostri due alleati naturali che abbiamo. La rinvito per scoprire nelle prossime puntate altri piccoli ingredienti che ci possono aiutare. Grazie anche adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate con noi perché entriamo in cucina. A tra pochissimo.